I sardi stanno perdendo la loro dignità e noi non possiamo assistere inermi a tutto questo. Forniscono acqua non potabile, questo vuol dire che per legge se la Banò fa un contratto e noi dobbiamo pagare l'acqua a 1,38 € al metro cubo. La lotta civile e la lotta di piazza per noi è sacrosanta e la manterremo sempre. Rappresentiamo oggi la garanzia di tutte quelle battaglie, di tutte quelle lotte che abbiamo portato avanti in 10 anni senza avere mai avuto la possibilità di decidere. No, e oggi siamo la garanzia che queste lotte verranno finalmente portate dentro il Parlamento sardo. L'indipendentismo oggi ormai è sedimentato ed è maturo per prendersi le responsabilità di governo. Restare fuori a guardare, a lamentarsi delle decisioni che prendono altri non serve più a niente, è improduttivo. Quando i cittadini prendono coraggio e coscienza, no, il cambiamento è sicuro.